che per anticipato hur lagt di sé per il 10° Memorial Mario Stoppani, nasso dell'aeronautica italiana, l'enloverese, e adesso va inti i relatur che chi dirà e se capirà che il tratto sta convegno che è il 10° addirittura, per cui è un lavoro importante. Tanto un ringraziamento, un complimento agli organizzatori di questa manifestazione. Parlare di volanti è un tema molto specifico, è un tema che si richiama a un passato importante, però è un tema che può avere anche un'importanza nel futuro. Il dottor Giorgetti Giovanni è un grande scrittore dell'aviazione italiana, che il gallo attivo moltissimi libri, e che fa una domanda di rito che è ma l'aviazione italiana ha un senso a esistere oggi come oggi? Purtroppo l'aviazione italiana è decaduta e tutti i primati, tutto quello che abbiamo fatto, purtroppo ormai fa parte della storia. Non di meno, meno male, abbiamo delle ditte specializzate tipo Alenia che partecipano a dei progetti internazionali e tuttora i nostri ingegneri, i nostri tecnici sono veramente ad un livello mondiale. Però dove io mi sono specializzato è stato nell'uomo, cioè ci sono stati degli uomini, i pionieri, più che altro i pionieri, perché sono stati senza nessuna organizzazione alle spalle, rischiando i loro soldi e la loro vita, hanno creato quello che è stata l'aviazione italiana. Negli Stati Uniti l'aviazione italiana, in un sito particolare, Early Birds of Aviation, praticamente non c'era. Quando io me ne sono accorto, ho incominciato ad inviare i nomi dei primi pionieri dell'aviazione negli Stati Uniti. E è stata una sorpresa perché da tutto il mondo mi sono arrivate foto di questi pionieri, in particolare di Bartolomeo Cattaneo. Bartolomeo Cattaneo Camuno, che non era conosciuto qui perché in rotta con il babbo, che voleva che lui facesse il fabbro, scappò di casa e andò a finire ad Odessa. E racconto un piccolo episodio. Lui faceva l'autista di una ricca famiglia e fecero venire ad Odessa un aereo. Questo aereo non decollava. Non decollava, allora l'autista, che era Bartolomeo Cattaneo, disse: ma forse il motore è freddo, perché non si prova a scaldarlo? Monta sull'aereo e l'aereo parte. E questo Bartolomeo Cattaneo non aveva mai volato e quindi si sfascia tutto, casca, lo volevano picchiare. In realtà disse: ma ha volato. Allora lo portarono in trionfo e Bartolomeo Cattaneo decise di diventare un pilota. Allora, la mia passione per l'aviazione è dovuta al fatto che il mio babbo, che era un motorista d'aviazione, morì proprio in un incidente aviatorio. E di questo in famiglia non se ne parlava mai, perché ogni volta che la mia mamma era tale che si metteva a piangere, per cui evitavo. Quando poi sono andato in pensione, mi sono messo, avevo tempo, a ricercare la vita del mio babbo, Pietro Giorgetti, e dei pionieri dell'aviazione. E mi si è aperto un mondo. Allora ho cominciato a scrivere, a mandare l'aviazione italiana dappertutto e ora ormai sono riconosciuto un esperto, anche se in realtà sono un dilettante allo sbaraglio. Noi teniamo geni che inventano brevetti per l'aviazione mondiale? Ecco, fortunatamente c'è l'Alenia. L'Alenia è specializzatissima e anche a Livorno abbiamo delle persone che hanno partecipato con piccoli pezzi, addirittura al montaggio, alla preparazione dei satelliti che vanno, e sono effettivamente dei geni che hanno brevettato. Ora mi sfugge il nome, ma è un ingegnere livornese che ha una piccola ditta e effettivamente è un genio in questo campo. E perché non renda più per scontato che gli italiani è una manica di hödo, invece no, gli italiani sono geniali e in tutto il mondo è apprezzati perché chi fa. Bravo. E non solo, secondo me dobbiamo smetterla di dire noi va tutto male, perdiamo pezzi, non ci si fa. Dobbiamo essere come una galea
e tutti a vogare nello stesso senso, perché se tutti si voga nello stesso senso sicuramente ce la faremo. Ce la faremo, come è dimostrato da questo raduno che viene fatto, e alla terza volta che partecipo, e l'impegno, e speriamo di poter essere presente, è di arrivare al centenario 2016, quindi è un impegno verso me stesso. Glielo auguriamo. Grazie. Perché vedi che ci sono un mucchio di persone appassionati che ci rimettono tempo e denaro, però l'altro anno il sindaco mi disse che questo convegno aveva portato all'overe 5.000 persone. Noi l'altro anno siamo venuti in 5 da Livorno e addirittura io voglio proporre un gemellaggio, perché l'Overe e Livorno hanno in comune questa passione per l'aviazione. L'altra settimana il mio amico Alessandro Santarelli ha commemorato Umberto Maddalena. Umberto Maddalena, pilota d'aviazione, che è morto nel mare di Pisa, Tirrenia, vicino a Livorno, e che abbiamo il dovere di commemorare. Erano degli eroi, hanno battuto primati, hanno rischiato la loro vita ricercando la famosa tenda rossa, eccetera. Ma perché non ricordarli? I giovani hanno bisogno di questi esempi positivi. La storia. Bravo. Esempi positivi, e no, va tutto male, non ci si fa, per l'amor di Dio. Come ci sono stati, tuttora ci sono uomini che se uno impugna una bandiera le persone lo seguono, però bisogna avere la bandiera, se non ci sa la bandiera. L'idrovolante è il più pericoloso o meno pericoloso degli aerei normali? È meno pericoloso per un motivo, che non può andare fortissimo. Dice, è più pericoloso perché non può atterrare, e pensiamo, quindi è limitato, perché uno deve o atterrare nei laghi o in un grande fiume o in mare, quindi insomma, la traversata delle Alpi fatta con un idrovolante è pericoloso. Eppure l'hanno fatta, Maddalena l'ha fatta, però prese un fortunale, meno male che andò a finire in un nevaio e non morirono tutti. Però cosa c'è? Qual è il limite dell'idrovolante? È la velocità, perché avendo quelli zatteroni è evidente che non può essere un jet o avere una velocità spaventosa, e quindi rimane limitato, però ha una funzione importantissima di collegamento fra laghi e protezione civile, dove c'è, l'Italia fortunatamente è una penisola in mezzo al mare. Idrovolanti, ieri, oggi e domani. Sì. Cosa vuol significare questo tema così importante e complesso? Beh, diciamo è un tema storico e è un tema importante per la nostra regione dei laghi prealpini, perché abbiamo un patrimonio enorme che sono tutti i nostri laghi e in parte anche i nostri fiumi, e sarebbe bello poter estendere l'esperienza che noi a Como facciamo da 82 anni, perché in quanto il nostro aeroclub che usa gli idrovolanti è stato fondato nel 1930, e quindi sarebbe bello estendere questa esperienza molto positiva che abbiamo a Como anche agli altri laghi del prealpini lombardi. C'è il pericolo andare con questi idrovolanti in i lac, con la frequentazione delle barche e con tutto il movimento che è, e forse senza molti controlli? No, allora diciamo una cosa, innanzitutto parlo italiano, io ho dei parenti a Cividate e Camuno, per cui il Camuno lo capisco, però purtroppo non lo parlo perché vivo a Como. Comunque capisco perfettamente tutto quello che hai detto. Allora, l'idrovolante è il mezzo più sicuro che c'è, perché? Perché ha sotto i galleggianti, perché è un mezzo che qualsiasi cosa succede può ammarrare su acqua o atterrare su un prato senza nessun problema, senza cappottarsi, senza problemi per gli occupanti. Sul discorso dei controlli, questo qui, cioè l'aviazione è una delle cose più controllate che esistono, purtroppo di controlli ne abbiamo volendo anche troppi, quindi dire che il fatto che operiamo fuori dagli aeroporti, quindi anche su laghi, su fiumi, no, non è che non ci sono controlli, i controlli ci sono e anzi sono una delle cose che magari bloccano anche un po' l'aviazione in certi casi. Vedi perché oltre Mario Stoppani come eroe dell'aviazione nazionale italiana? Sì, beh, Mario Stoppani adesso al di là dell'aviazione italiana, per noi Mario Stoppani è un grande pilota di idrovolante, è una persona che ha fatto delle imprese importantissime, una persona da cui tutti noi abbiamo da imparare, ecco.
e quindi una persona che onoriamo moltissimo per quello che ha fatto. Ma hintit la relazione e la disponibilità di Arghù Reladur è stata interessantissima, l'asso dell'aeronautica italiana Mario Stoppani, è piacevole hinti a parlare di idrovolanti, piacevolissimo hinti a parlare dell'aviazione italiana e della genialità dei tanti italiani, e da allora per il TG Pot alle tutte, alla prossima.